Lascari Cefalù e Gela si affrontano nella seconda giornata del girone di ritorno di eccellenza Girone A, un incontro che si gioca sotto una pioggia torrenziale. A Lilardo di Lascari subito parte forte la squadra di Cacciola con il colpo di testa alto sui sviluppi di una palla inattiva, poi purtroppo le immagini vengono meno in occasione della rete che sblocca la partita. Minuto 26, ci pensa Zappalà con uno dei più classici inserimenti su palla inattiva a battere Crisafulli e a realizzare lo 0-1. Poi al minuto 40, altra svolta della gara, entrata di Ventura su Arcidiacono, meritevole, secondo il direttore di gara, della seconda ammonizione, e dunque Lascari che rimane anche in inferiorità numerica, impresa che si fa sempre più ardua per la squadra di Davide Boncore, che ci prova comunque con il calcio di punizione di Arena. La palla si perde sopra la traversa in quella che è di fatto l'ultima azione del primo tempo. Dopo il duplice fischio passiamo con le immagini realizzate da Pietro Piazza al secondo tempo, e dopo 9 minuti, al termine di una bella azione che parte da sinistra, passa a destra con il cross di Cocimano, arriva a Maidana, il Gela raddoppia con l'inserimento vincente del suo terzino che brucia la difesa cefaludese e provoca il raddoppio per la seconda forza di questo campionato, partita ormai indirizzata e che si chiuderà 3 minuti più avanti. Altra azione sulla sinistra, Cocimano dialoga benissimo con Savassa, anzi si tratta di Arcidiacono, la palla in ogni caso arriva a Sessa che col destro a porta praticamente vuota segna lo 0-3, vola il Gela contro un Lascari Cefalù praticamente inerme e che continuerà a subire le iniziative della formazione ospite. Qui un altro cross dalla destra, la palla che arriva dall'altra parte dove c'è ancora Maidana, la palla messa in mezzo, non può arrivare nessuno a questo appuntamento con il cross. Poi ci prova ancora una volta su punizione Lascari Cefalù, sempre con Arena, questa volta arriva la parata. Poi dall'altra parte l'azione di Prestia che riesce ad evitare un avversario, il quale poi lo stende in area di rigore, il direttore di gara che non ha dubbi. Penalty per il Gela, e a 5 minuti alla fine si presenta dal dischetto per la rincorsa e per la conclusione Luca Savasta. 0-4, cala il poker, il Gela esulta. Il centravanti palermitano che dunque chiude definitivamente i giochi, e dopo 3 minuti di recupero e al termine di questa azione conclusa da Prestia, con questa conclusione che si perde di pochissimo a lato, il direttore di gara porrà fine alle ostilità. A dire la verità, di ostilità ce n'è stata ben poca, perché non c'è stata partita al Lilardo di Lascari. Il Gela sbanca il campo del Lascari Cefalù e prosegue l'inseguimento all'Athletic Club Palermo. Da Sportisili è tutto, alla prossima!